Eccoci di nuovo insieme a muoversi conoscendo, stimolo all'attività motoria, uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine, Città Sane. Io sono Sara Ferrarese e oggi per la nostra pratica utilizzeremo un tessuto, un asciugamano, qualunque cosa abbiate a casa va bene. Afferriamo, dopo averlo arrotolato, i lembi e portiamo l'asciugamano verso l'alto, espirando. Inspiro, torno, asciugamano, braccia distese, asciugamano vicino alle cosce. Dentro l'aria, fuori l'aria. Inspiro, cerco di mantenere il collo lungo, le ginocchia leggermente piegate, questo mi consentirà di respirare meglio. Inspirare col naso e espirare con la bocca. Dentro l'aria, spalle sempre lontano dalle orecchie, sia quando le braccia salgono che quando le braccia scendono. Da qui, braccia distese, espiro, leggera flessione laterale, inspiro, torno. Fuori l'aria all'altro lato, dentro l'aria torno. Fuori l'aria, dentro l'aria. La mia gabbia toracica è mobile, fuori l'aria, dentro l'aria. È come un ventaglio che si apre al soffitto o una fisarmonica se preferite. Mentre compio questo movimento continuo a tenere il collo lungo e le scapole spingono le orecchie lontano dalle spalle e dalle orecchie e giù. Afferrando sempre il nostro tessuto ai lembi, inizio a disegnare dei cerchi con le braccia, tirando contemporaneamente il tessuto verso le due estremità opposte. Quindi cerchi in un senso, ogni circonduzione delle braccia, mezzo giro dentro l'aria, mezzo giro fuori l'aria. Diamo un ritmo al nostro respiro accompagnando il movimento all'inspirazione e all'espirazione. Nell'altro senso, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria ancora scendo, fuori l'aria, dentro l'aria, ok. Sempre tenuto alle due estremità, al mio tessuto, all'altezza delle spalle, distendo senza spezzare i polsi, quindi avambraccio e mani in linea, dentro l'aria, fuori l'aria. Continuo a tirare l'elastico verso le pareti laterali, come fosse un elastico. Inspiro, espiro, distendo, spalle basse, lontano dalle orecchie, collo lungo, sguardo avanti. Fuori l'aria, dentro l'aria ancora, fuori l'aria, inspiro, torno. Ora facciamo scivolare dietro la schiena il nostro tessuto e ne afferriamo sempre i lembi. Tenendo i piedi paralleli, lo sguardo avanti, le ginocchia leggermente piegate, espiro, allontano il tessuto dalla schiena, inspiro, torno vicino a me. Fuori l'aria, le scapole sono attive, si stringono quando, buttando fuori l'aria, il tessuto si allontana dalla schiena. Fuori l'aria, dentro l'aria torno. Ancora espiro, inspiro, torno. Espiro, inspiro, torno. 10 ripetizioni di questo esercizio vanno molto bene. Afferro sempre le due estremità, ma questa volta il tessuto lo porterò perpendicolare al pavimento e dovrò restare fermo, ma tirare nelle due direzioni opposte, quindi il braccio al soffitto, cerca il soffitto, il braccio più vicino al pavimento, il pavimento. Inspiro, espiro, ancora qualche secondo, 4, 3, 2 e rilasso. Altro, quindi il braccio che era prima più vicino al pavimento, adesso è di vicino al soffitto. Sguardo avanti, fuori l'aria, tendo nelle due direzioni opposte, dentro l'aria, fuori l'aria, ancora qualche secondo e rilasso. Quindi ultimo esercizio prima di salutarci, piedi paralleli,
Afferro sempre le due estremità, espirando mi siedo, immagino una sedia dietro di me da voler toccare col sedere e inspiro, torno. Quindi fuori l'aria, distendo le braccia, tessuto parallelo al pavimento, dentro l'aria torno. Fuori l'aria e dentro l'aria torno. Ginocchia che seguono le punte dei piedi, fuori l'aria e dentro l'aria torno. Per oggi abbiamo fatto un bellissimo lavoro ed è tutto. Questo, Lezione Insieme, la trovate su chespettacolo.info. Grazie.